In merito al naufragio nel Mediterraneo del 3 ottobre, interviene oggi l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, mentre si avvicina la data del 3 ottobre, in cui si farà memoria non solo delle vittime di quel tragico evento del 2013, ma di tutte le vittime del mare, il cui numero è ormai impossibile da definire. Una nuova tragedia trova spazio tra le righe dei telegiornali italiani. È l'ennesimo naufragio con oltre 21 vittime, tra cui alcuni bambini. Solo in quest'anno, continua Don Damiano nel suo comunicato, si calcolano oltre 1000 morti nel Mediterraneo, un numero impressionante di vite spezzate che potrebbe essere molto più elevato, stando a quanto si riferiscono i nostri osservatori che dalla Tunisia hanno visto partire centinaia di barchini in lamiera affondati prima di arrivare all'orizzonte. Ciò che impressiona è lo stupore che ogni volta che avviene un naufragio ci colpisce come se fosse il primo e soprattutto come se non sapessimo che purtroppo non sarà certamente l'ultimo. Sappiamo che per quanto le politiche del governo stiano riducendo il numero degli arrivi, nessuna politica potrà mai riuscire a frenare del tutto i flussi migratori che coinvolgono oggi oltre 218 milioni di individui in tutto il mondo. Occorre dunque, afferma l'arcivescovo di Agrigento, un cambio di paradigma nell'affrontare la questione migratoria, favorendo canali di ingresso legali, rilascio più agevole dei visti e soprattutto incrementando notevolmente gli investimenti nella cooperazione internazionale per favorire un reale e giusto sviluppo economico dei paesi di partenza. Ci auguriamo, conclude Monsignor Damiano, che il Giubileo del 2025 possa essere il tempo propizio per ritornare a parlare della remissione del debito in favore di tanti paesi del sud del mondo ancora oggi soggiacenti alle influenze dei paesi creditori.